amici, bentornati a Qui c'è un quiz, sempre in compagnia del nostro campione Salvatore da Venezia. Ciao Salvatore! Ciao presentatore, e ciao a tutti quanti i miei concittadini di Venezia, Però ricordiamo che lei non è originario di Venezia. No, sono di Cavarzere, sono di Cavarzere. Allora, prima di iniziare, onestamente sono anche molto stupito di questa cosa. Lei ha fatto breccia nel cuore di molte telespettatrici, davvero. Molte sostengono che lei è un uomo davvero affascinante. Grazie, so che piace, che piace. A dire la verità, quando ero piccolino, non c'ero tanto bello, come si dice in Veneto, mi sono rifatto negli anni, come si dice in Veneto, brutto in face, bello in strasse. Esatto, come diciamo noi veneti soprattutto, certo. Ah, tu sei veneto anche a te? Sì, anch'io. E tra l'altro ci fanno anche delle domande piccanti nei suoi confronti. Un'ascoltatrice molto curiosa ci chiede qual è il posto più strano dove ha fatto l'amore. A letto. Però insomma, più strano. E ciò, ero all'Ikea. Come all'Ikea? Che ne parla ancora, quando mi vede. No, non vogliamo sapere oltre, Salvatore. Andiamo avanti e passiamo alla domanda di questa sera. Lei dovrà trovare il collegamento tra le parole che appariranno tra poco proprio qui in sovraimpressione. Lei è pronto? Sì. Ok? Osservi bene le 5 parole chiave. Eccole qui. Allora, 65 anni. Emiliano, delusa, Rossi e abusa. È facile. 65 anni. A 10 secondi. A 65 anni praticamente uno non sei giovane ma non sei neanche vecchio. Emiliano sei uno dell'Emilia, per cui non sei veneto. Emiliano, 65 anni. Aspetta. Delusa è la canzone è la canzone di quello, come si chiama? Del cantante che forse sei anche Emiliano, del cantante Emiliano. Sì, guardi le parole. Non sei Nino D'Angelo, sei st'altro con Emiliano. Rossi, Rossi, 1, stop. Salvatore, ce l'hai, mi sembra dai ragionamenti di aver colto un significato molto incoraggiante. Salvatore, ci sei? Allora, la risposta esatta è... Me cugina Marisa! Sei giusto? Me cugina Marisa, sei ovvio? Non so, ma... Cioè, è abbastanza evidente mia cugina Marisa. Perché stava insieme a uno che si chiamava Emiliano, che aveva 65 anni. Un giorno si andai al mare, tutti e due a Gesolo. Si andava praticamente a Gesolo, se praticamente gacciapò un colpo del sole. C'erano tutti quanti rossi, ma rossi proprio infuocati, proprio rossi. Quando si è tornato in casa, io che ha fatto un colpo, un sciocco, e si è morto. E mia cugina, poveretta, si è stata tanto delusa da questa storia. E quindi si è andata a abitare a casa di mia zia. È andata a abitare a casa di sua zia, però manca una parola, abusa. No, e dove che abita mia zia? Dove, scusa? Abusa di Vigonza. Quindi sei giusto? Aspetti. No. Incredibilmente la risposta esatta è mia cugina Marisa! Io sapevo, ma c'era semplice. Non l'avrei mai detto, e anche questa sera vince Salvatore da Venezia. Alla prossima di Qui c'è un quiz. Bravo! Già ero indeciso tra Vasco Rossi e mia cugina Marisa, ma dopo tutto il ragionamento sarà abbastanza evidente, mi pareva più logico mia cugina Marisa. Sì. Vasco Rossi che cosa c'entra?